Il premier Giuseppe Conte arriva a Reggio Calabria, prima tappa del suo tour nella nostra regione. Ad accoglierlo il governatore Oliverio, il sindaco della città metropolitana Falcomatà e il prefetto di Bari. Nell'atrio del Palazzo del Governo ha apposto la sua firma sul registro di cittadinanza consapevole. Il Presidente del Consiglio, dopo l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni, ha risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando che la sua visita vuole testimoniare l'attenzione del governo verso i problemi di questa terra. La Calabria è una regione un po' trascurata per ragioni geografiche, per ragioni di collegamenti sia del sistema viario e ferroviario e quindi volevo dare la testimonianza dell'attenzione dell'autorità di governo, sono già venuti dei ministri ovviamente, ma anche del Presidente del Consiglio verso questa regione. Conte sottolinea che il governo è consapevole che questa è una terra sofferente con un grave disagio sociale e tra i problemi della Calabria, lo sottolinea il premier, la criminalità organizzata. La magistratura, le forze dell'ordine stanno lavorando molto bene, stanno conseguendo, come sapete, dei risultati molto importanti, ma non dobbiamo trascurare il fatto che l''ndrangheta sia un'organizzazione di tipo mafioso tra le più virulente e tra le più insidiose anche per quanto riguarda la penetrazione del tessuto economico e sociale. Ma questa è una regione che ovviamente non può essere solo tacciata per quanto riguarda la legalità, ma deve essere una regione che deve essere accompagnata nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale, nella crescita economica e nello sviluppo sociale. Altra piaga di cui il governo è consapevole è la disoccupazione giovanile. Tra il 2006 e il 2016 ben 26.000 giovani laureati hanno abbandonato questo territorio. Questo significa perdita di capitale umano, come pure la grande e ampia diffusione della povertà. La soglia di povertà è diffusissima, una famiglia su 3 può considerarsi povera. Dobbiamo lavorare tanto, il sistema sanitario è un sistema che va reso molto più efficiente. Il premier ha poi raggiunto Locri, seconda tappa del suo viaggio. Prima l'incontro con i sindaci nella sede del gruppo Carabinieri, poi la visita all'ostello confiscato all''ndrangheta. Sono tanti dunque i problemi irrisolti della Calabria, ma quali sono le soluzioni? Questa è una prima visita, diciamo così, di ricognizione per quanto mi riguarda. A gennaio ritornerò, dedicherò un'intera giornata alla Calabria e saremo molto più operativi, quindi coinvolgerò anche i ministri per i vari dossier e cercheremo di portare anche qualche soluzione.